Allora, dicevamo, siamo alla Bottega dei Sapori a Posada, nell'Alta Baronia. Alta Baronia, sì. Alta Baronia. A una quarantina di chilometri da Olbia, Olbia, più o giusto? meno, sì. Allora, oggi stiamo vedendo la pasta fatta in casa dal signor Pasqualino. Questi sono Macarrones de busa. Macarrones de Oppure busa. a Posada macarrones de verritto. Un ferritto sarebbe il ferretto da fare la calza. Questo è il ferretto per fare la Per calza, fare le calze, quindi. sì. Si chiama sabusa e la pasta prende il nome della sabusa, diciamo. La busa, ok. E gli ingredienti per fare L'ingrediente è questa pasta? farina di semola, Sì? semola rimacinata, acqua e sale. Acqua e sale. Quindi ingredienti semplicissimi. Semplice. Semplicissimi. Bisogna impastarlo, lasciarlo riposare qualche oretta e poi bisogna lavorarlo, diciamo. Ok. Vediamo un attimo la lavorazione. Ecco, questo è pronto, ne abbiamo già fatti tanti in realtà, perché abbiamo finito la fila. Più o meno qui ce n'è una porzione. Sì, questa è una porzione. Una porzione, E quanto sì. ci abbiamo messo a fare una porzione? Adesso che stavo Quarto d'ora? chiacchierando. Quarto ci d'ora. metto 10 anche minuti. meno. 10 minuti. Sì. Ok, 10 minuti. Ok. Adesso facciamo i malloredos. I malloredos, ok. Questo lo mettiamo a posto. Questa è una frase bellissima della Deledda. Io dico la verità, prima di mani in casa non mi volevo vedere. L'hai visto? No, lì giù, io canto. No, io canto perché dei cani ti dico solo che ho vinto sulla. Torniamo da Pasqualino, che ci siamo entusiasmati con i macarrones. E quindi, però adesso passiamo ai malloredos. Facciamo un po' di I malloredos. macarrones si possono fare sia con la carne che col pesce, Sì, quindi volendo, certo. sì. Ok. Quindi quelli di prima non erano macarrones de busa, Sì. erano macarrones de busa, Macarrones quindi de quelli busa. con il pesce. Sì. Invece con la carne come si chiamano? Cioè, hanno un nome particolare No, o sempre macarone macarrone? di busa con sugo di carne. Con sugo di carne. Questi malloreddus, Questi sono i malloredos, Ok. che sono ancora che sono più difficili, sentivo da È fare. una sorta di orecchiette, diciamo. Sì. Metto così che ci vedo meglio. La sera dove siamo fanno sempre la casa Vabbè, questa è una mano allenata perché le dimensioni sono praticamente identiche per ogni Più o tassello, meno, via, quindi non è che siano proprio tutti a uguali. occhio. Più o A meno. occhio. Buongiorno. Col dito. Col dito, sì. Ok, quindi vanno Qui modellati proprio velocemente. Esatto, qui a Posada si chiamano macarone de bunzu. Macarrones? Macarone de bunzu. Ok. Gnocchetti sardi oppure malloredos lo chiamano il campidano più o meno. Poi però noi Però sono quelli, sono Gnocchetti quelli che sardi. conosciamo, diciamo generalmente conosciuti. Sì. Ok. Però questi hanno una qualità in più perché sono fatti in questi casa, sono se fatti lo a vogliamo mano, dire. ci sono quelli fatti a macchina. Certo. Ok, vediamo un'altra porzione, adesso ne abbiamo fatti un pochini, ve li faccio Sì. vedere. Eccoli qua. Poi bisogna farli arrotondare un pochettino che sono più carini così. Il movimento sembra semplice, poi non lo so. Sì, questione di Deciso. di Sicuramente abitudine di deciso. mano, insomma. Sì. Ok, Pasqualino, grazie mille. Grazie a voi.
Allora grazie a tutti. Poi Dopo... se me lo mandi alla... Certamente, certamente. Vabbè, questo video l'abbiamo fatto innanzitutto per far conoscere la tradizione della pasta fatta Della in pasta casa, fatta a mano. che si può, esatto, che si può comunque conoscere in tutta la Sardegna. Per oggi ci troviamo a Posata e quindi ci tenevo insomma a far conoscere quest'arte locale. Va bene? Va bene, Grazie piacere. mille, grazie mille.